Forse adesso ci c'è. Stronzi! Siete una massa di stronzi, va bene così? E che cazzo? Perché sono stronzo? Però voi di più. Un po', penso che... Qualcosa, cazzo! Dite qualcosa! Fate qualcosa! Adesso facciamo un gioco. Io doia! No, visto che volete partecipare alla serata, adesso facciamo un gioco. Allora, un gioco. Facciamo un gioco del Ritz. Facciamo un gioco che abbiamo fatto nel 1991 a Novellara, vicino a Ritz. Come principale conclusione. Si chiama il gioco Chi sopravvive vince un premio. Quindi voglio vedere due discoteche, tutti gli stronzi a destra e tutti gli stronzi a sinistra. Voglio vedere un corridoio in mezzo. Un corridoio, cazzo! Un corridoio! E poi voglio vedere rivalità. Voglio vedere che quelli che sono a destra odiano quelli di sinistra e quelli di sinistra odiano quelli di destra. Perché questo è il mondo di merda. Bravi, così dovete essere odiati, perché destra e sinistra siete tutti uguali, ma fate cagare uguali, tutti uccidete. Allora, certo, adesso non lo so, loro fanno qualcosa, fanno un pezzo, un giro In onore del Natale. fanno un pezzo qualsiasi ritmato che ci inventiamo adesso. Quando gli dico stop, tutti quelli di destra vanno a sinistra e tutti quelli di sinistra vanno a destra. E chi ci mette meno ha vinto, non so cosa, ma ha vinto. Intanto uccidetevi tra di voi. E questo è il motto del mondo. Tutti a destra e tutti a sinistra e ammazziamoci. Vabbè ragazzi, lasciamo perdere, l'abbiamo fatto a Rizzo, abbiamo fatto morti e feriti. Quindi lasciamo perdere, lasciamola al mondo sta stronzata qua, andiamo avanti. Adesso dobbiamo festeggiare. In questo periodo in Kazakistan si festeggia il Natale e noi volevamo farvi una canzone tipica del Kazakistan che si chiama Natale del Kazakistan. Una canzone di tradizione, una canzone popolare. contesto molto triste, dove il cibo era poco e non c'era prospettiva nel futuro. Dove la fa più diventare una canzone? E adesso hanno ucciso l'uomo ragno, il Max Pezzali, solo per voi.
niente, ma non pensare a gioia, perché ha detto che non fai vestirti.